Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Sequestro lampo a Vittoria, il ragazzo tradito da un amico basista. Per il GIP di Catania inverosimile la motivazione dello smarrimento del cellulare del giovane che avrebbe reso impossibile la richiesta di un riscatto da 1 milione di euro. Appalti truccati, in sanità spunta un nuovo filone d'inchiesta su Cuffaro già ai domiciliari. Altri accertamenti riguarderebbero i rapporti fra i politici coinvolti, una comunità terapeutica psichiatrica e il CEFPAS per la formazione degli operatori sanitari di Caltanissetta. Catania, stalking con minacce di morte. Dopo la fine della relazione, arrestato nel quartiere di San Cristoforo un pluripregiudicato di 39 anni che terrorizzava l'ex compagna. Nel giorno dedicato a Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco dal Comando Provinciale di Catania, il report sui dati di interventi nel 2025 aumentati complessivamente del 12% rispetto al 2024, con una prevalenza dei roghi boschivi. L'incontro tra giovani e anziani sotto la lente di ingrandimento di Pio e Amedeo, la coppia di attori comici in Sicilia per incontrare il pubblico durante la proiezione del loro ultimo film, Oi vita mia, nel cast l'attrice catanese Ester Pantano. Calcio, il Catania domani sera in campo al Massimino con il Crotone toscano. Puntiamo a mantenere il primato fino alla sosta di campionato. L'appuntamento su Diretta Stadio dalle ore 20. Serie C, Siracusa atteso sabato dallo spareggio salvezza casalingo contro il Foggia. Il Trapani domenica in trasferta a Salerno. Ben trovati e torniamo al sequestro lampo del giovane 17enne a Vittoria e di Vittoria, perché emerge il ruolo di basista di un amico. Dunque il ragazzo sarebbe stato tradito da un amico e sarebbero diverse le dinamiche dietro appunto il sequestro del mese di settembre. Ma sentiamo i dettagli da Veronica Barbarino. Quanto mai inverosimile. Viene definita così dal GIP di Catania la versione fornita dagli arrestati per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia a Vittoria lo scorso settembre. Secondo gli indagati, l'intero sequestro sarebbe saltato perché il giovane avrebbe perso il cellulare, rendendo impossibile la richiesta di un riscatto da 1 milione di euro alla sua famiglia. Una ricostruzione che, secondo il giudice, contrasta con la cura con cui l'azione era stata pianificata e con le presunte ambizioni mafiose del gruppo. In carcere, ricordiamo, sono finiti Gianfranco Stracquadaini, il 50enne alla guida del gruppo criminale, Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, di 41. Tuttavia, come si legge nell'ordinanza, il GIP sottolinea che è probabile, anche se non ancora dimostrato, che altre dinamiche, forse altre persone, abbiano portato alla rapida liberazione dell'ostaggio. Mancano prove certe per collegare il rapimento alle organizzazioni mafiose attive nella zona. Emerge inoltre un particolare inquietante. Uno degli amici, che era con la vittima al momento del sequestro, avrebbe fatto da basista, comunicando ai rapitori la posizione esatta del 17enne e permettendo al comando di intervenire. Le indagini proseguiranno per svelare chi ha realmente orchestrato il sequestro e perché. E ci sarebbe un nuovo filone d'inchiesta, anzi c'è senz'altro un nuovo filone d'inchiesta in quello che è stato definito il sistema Cuffaro, perché altri accertamenti riguarderebbero una comunità terapeutica psichiatrica, ma anche un centro, il centro per la formazione degli operatori sanitari a Caltanissetta. Sentiamo Manlio Viola. Non è ancora finita e altre cose emergeranno. 2 settimane fa o poco più il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, lo aveva detto in modo chiaro, lasciando intendere che le inchieste sulle gare, che si presume siano state truccate, non sono ancora note nella loro interezza e ci sono altri capitoli di questa vicenda da scoprire. Parole profetiche o forse troppo bene informate da ambienti probabilmente di magistratura. Fatto sta che alla fine di novembre, dopo che si erano conclusi gli interrogatori preventivi, la procura avrebbe
depositato altri incartamenti indicizzati come esiti di ulteriore inchiesta riguardante la formazione professionale degli addetti al sistema sanitario. Questo filone di inchiesta riguarderebbe una comunità terapeutica psichiatrica e il CEFPAS, il Centro Regionale di Alta Formazione in Sanità che sorge a Caltanissetta. La prima è una comunità sovvenzionata dalla Regione, il secondo un ente che si vuole regionalizzare in toto. Dell'esistenza di questo filone si apprende dall'ordinanza del GIP che, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo di beni che la Procura aveva avanzato nei confronti di Totò Cuffaro, cita questo supplemento di indagine solo per dire che non rileva su questa inchiesta, anche se portato a supporto, perché la difesa non è ancora a conoscenza di questi atti e non ha potuto spiegare come prevede la legge. Di fatto però c'è un altro filone di indagine e, con un modo di procedere ormai consolidato, l'accusa tenta di usare ogni atto sottraendolo al contraddittorio in questa fase, procedendo insomma come la legge permetteva fino a prima dell'ultima riforma. Tra scandali, inchieste e sfiducia disinnescata contro Schifani, la Commissione Bilancio dell'Ars approva la finanziaria regionale che arriverà in aula nei prossimi giorni. Intanto PD e Movimento 5 Stelle abbandonano la riunione. Luca Ciliberti. La politica siciliana, travolta dalle inchieste, prova a reagire. In Commissione Bilancio all'Ars è stata approvata la manovra di stabilità che sarà incardinata in aula la prossima settimana, come sempre non senza tensioni. I lavori sono stati interrotti bruscamente perché l'opposizione di PD e Movimento 5 Stelle hanno protestato contro la maggioranza per via della velocità dei lavori, frutto dell'accordo tra i gruppi politici di centrodestra. Tra le norme approvate, quella che riguarda gli incentivi per spingere i cittadini stranieri a prendere la propria residenza in Sicilia, il cosiddetto modello Portogallo, per contrastare lo spopolamento. Stanziati poi 10 milioni di euro per far fronte ai dazi, via libera anche a 1 milione di euro per iniziative contro il disagio sociale, 1 milione per la progettazione del nuovo centro convegnistico Le Ciminiere di Catania e 10 milioni alla CRIAS, suddivisi equamente per le imprese artigiane e per le imprese agricole. Nella misura sono previsti anche i sostegni all'occupazione stabile nel settore privato tramite la concessione di un contributo a fondo perduto per i nuovi assunti, sono previsti 150 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, e poi incentivi per assunzioni legati a nuovi investimenti, 150 milioni di euro nel triennio, vale a dire 50 milioni per ciascuno dei 3 anni. Tra le altre misure approvate, 15 milioni per la pulizia di strade trasformate in discariche abusive e altri 4 per la ristrutturazione dei beni confiscati. Tra i gruppi politici poi c'è fermento. Il Mondo DC, dai deputati regionali ai riferimenti nei comuni, dopo lo scandalo e l'arresto di Cuffaro, sembrano dialogare con altri partiti. Si guarda all'UDC di Decio Terrana e a Grande Sicilia di Raffaele Lombardo. Con la manovra in aula si comprenderanno meglio i veri equilibri. A Catania non accetta la fine della relazione e continua a perseguitare la sua ex. È stato arrestato un pluripregiudicato di 39 anni. Emanuela Corsi. Dopo la fine della loro relazione era diventato morboso, si presentava a casa dell'ex senza preavviso, minacciandola di morte se avesse fatto entrare in casa la persona che stava frequentando. Un copione che si ripete in quest'ennesima storia di stalking che arriva dal quartiere catanese di San Cristoforo. A finire in manette un pluripregiudicato di 39 anni che nei giorni scorsi ha terrorizzato più volte durante la stessa serata l'ex compagna. La donna in piena notte si è rivolta alla polizia perché l'uomo pretendeva insistentemente di entrare in casa, dove peraltro stava dormendo il figlioletto della coppia di soli 5 anni. Durante la stessa serata il 39enne avrebbe tentato di farsi aprire in preda all'ennesimo episodio di gelosia morbosa. La donna avrebbe rifiutato categoricamente di incontrarlo, dicendogli che se avesse continuato avrebbe chiesto aiuto alle forze dell'ordine. A quel punto l'ex si sarebbe allontanato per poi ritornare dopo alcuni minuti con il suo atteggiamento molesto. A scatenare la reazione aggressiva poi, quando avrebbe visto entrare nell'appartamento un uomo ritenuto il nuovo compagno della sua ex, per cui avrebbe cominciato ad urlare e ad inveire contro la donna, minacciandola da dietro la porta. L'uomo è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. A Palermo la polizia ha arrestato un uomo che, con il braccialetto elettronico alla caviglia e con un divieto di avvicinamento appunto alla sua ex, si era comunque appostato in un parcheggio condominiale proprio dietro l'auto della donna. A quel punto è scattato il segnale nella sala operativa della questura, l'allarme appunto collegato al braccialetto ha
così consentito agli agenti di intervenire e dunque l'uomo è stato arrestato, scampato pericolo per la donna. Andiamo a Catania, la Pestalozzi, la scuola Pestalozzi si rialza perché da ieri doppi turni per garantire le lezioni agli alunni del plesso distrutto dall'incendio, ma come vi dicevamo tenta di rialzarsi anche grazie a una gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca andata in fumo. Torino De Mana. Ad una settimana dall'incendio che a Catania ha devastato la biblioteca rendendo inagibile chissà per quanto un piano dell'Istituto Comprensivo Pestalozzi di Viale Seneca, prosegue la gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutti, dalle istituzioni alla gente comune. Non si ferma un attimo la dirigente scolastica Elena Di Blasi, che passa da un plesso all'altro per garantire lezioni e soprattutto serenità. Sono iniziati i doppi turni, quindi i bambini, i ragazzi di Viale Seneca, del plesso centrale, il pomeriggio frequenteranno il plesso di Viale Nitta. Ci tengo a precisare che questo è stato possibile non solo grazie a tutta la riorganizzazione interna, e quindi un ringraziamento a tutto il personale docente ATA della scuola e alle famiglie che hanno ben compreso, ma anche al Comune che ci ha dotato di illuminazione esterna, perché i bambini usciranno alle 7 di sera, e soprattutto con l'accensione dei termosifoni in orario pomeridiano. Mentre gli studenti sono stati ricollocati, si lavora per il futuro. L'obiettivo è riaprire la biblioteca. La città si è mossa, avete avuto attestati di solidarietà ovunque? Esatto, libri e non solo, da parte di privati cittadini, di altre scuole, di associazioni del territorio, ma anche un aiuto fattivo nella realizzazione di una raccolta fondi istituzionalizzata. Autori sono i nostri amici di Teach for Italy. Il 2 febbraio c'è un evento e questo evento finanzierà anche cosa? Tutto è ricavato del concerto che si terrà giorno 2 febbraio, autori carabinieri che terranno questo concerto al Teatro Massimo Bellini, verrà tutto devoluto per la ricostruzione della scuola. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori del raid incendiario. La telecamera che vedete potrebbe fornire elementi utili agli investigatori. Resta da capire cosa e perché abbia spinto i piromani ad incendiare la biblioteca, peraltro intitolata alla piccola Alessia, morta di leucemia nel 2023. E il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con proprio provvedimento ha assegnato la delega di vice sindaco all'assessore Massimo Pesce, che ricordiamo ha già le deleghe di ambiente ed ecologia al comune di Catania. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e poi nella giornata di Santa Barbara, che è protettrice dei Vigili del Fuoco, andremo a sentire il report che arriva dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, aumentano gli interventi dei Vigili del Fuoco rispetto al 2024. Lo dicono i numeri presentati dal Comando Provinciale di Catania durante la conferenza stampa di Santa Barbara. La percentuale che aumenta di più è quella relativa ai roghi boschivi. Sentiamo Orazio Longo. Dall'emergenza alluvione a Catania del gennaio scorso all'esplosione di San Giovanni Galermo, agli incendi estivi e ai roghi della ditta di smaltimento dei rifiuti della zona industriale e di quella di Belpasso, fino ad arrivare per ultimo alle disastrose immagini delle fiamme alte alle ciminiere. 17.749 interventi, quasi 2.000 in più, il 12% rispetto al 2024. Sono i numeri snocciolati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania durante la conferenza stampa di Santa Barbara. Negli interventi per distaccamento svetta Catania tra centrale, nord e sud, seguita da Acireale e Paternò. Il dato negativo migliore è di Vizzini, con meno 21% di interventi, seguita da Riposto e dall'aeroporto. Le percentuali più alte di intervento sono invece dei distaccamenti di Maletto, Adrano, Paternò, Linguagrossa, Paragonia. La tipologia di intervento più rilevante è stata quella degli incendi e esplosioni. Poi gli incendi boschivi, circa 2.000, con un più 23% rispetto al 2024, e quelli dei rifiuti, oltre 1.000. 1.300 sono stati i dissesti statici, 1.200 i soccorsi alle persone, con 440 incidenti stradali. Il loro film O i Vita Mia sta sbancando i botteghini al cinema. Oggi con noi gli attori protagonisti Pio e Amedeo. Li ha intervistati Eva Spampinato. Questo casino qua è crollato una parte del tetto della sala comune. A te
Pio Amedeo, in questo momento siete campioni di incassi, lo sapevate? Ci dicono che si dice così, no, ci fa specie, veramente, siamo molto emozionati e lusingati e grazie a tutto il pubblico che sta andando copioso al cinema. Quindi no, ma questo significa solo una cosa, che alla gente sta piacendo questo film che abbiamo fatto, che è un po' la paranoia di quando fai un prodotto, soprattutto per questo nuovo prodotto che è il nostro primo prodotto alla regia, il nostro primo film alla regia. Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani. Oh, ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me? Dicono no, devi fare questa strategia di marketing. Una strategia c'è, che poi non è una strategia, è il passaparola, quindi se la gente va, ne parla, a noi fa molto molto piacere. Poi ce n'è anche un'altra, se mi posso permettere, è quella di far ridere e in questo caso magari far anche riflettere, toccare il cuore. Ma abbiamo fatto un film dove si parla anche dei pesetti che cadono nella vita, perché nella vita di tutti i giorni poi ci sono le cose divertenti, le cose che fanno ridere, sorridere, ma poi ci sono anche delle cose difficili da affrontare. Noi analizziamo la quotidianità, noi siamo ossessionati dall'essere credibili e nella vita di tutti ci sono gioie e dolori. Quindi noi passiamo continuamente in questo film da risate, sì, grazie, e scorrettezze, sì, nostre, il nostro mondo e tutto, ma a grandissimo c'è un lato umano affrontato anche dalla presenza di Lino Banfi, che ha un ruolo di un malato di Alzheimer, quindi affrontiamo anche il tema dell'Alzheimer. Riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica. Numero 3! Che numero c'hai? Il 4, il 4. 4! Il 3, ricordati il 3. Ma se non ti ricordi... Se non ti ricordi non me lo dire. È una delle protagoniste, Esther Pantano, e ci sono delle scene molto esilaranti con Esther che si è prestata anche ad un ruolo inedito anche per lei, perché mettersi ad interagire con dei comici non è mai facile, bisogna avere i tempi comici, bisogna essere bravi. Infatti quando Esther è molto brava, non brava, molto brava. No, poi per stare con noi a un certo punto, siccome non devi stare bene per stare a parte questo, cambiamo le cose, ho detto guarda che noi le cambiamo tanto, chi ci serve una paziente, chi sono pazienti siciliani, va bene a prescindere, quindi siamo partiti dalla pazienza e poi dalla bravura che è incredibile. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi il calcio, inizieremo dal Catania. Siamo al calcio, il Catania capolista domani aspetta il Crotone al Massimino, l'anticipo vale la possibilità di continuare la corsa al comando. Out Donnarumma, Raimo recupera per la panchina. Marco Carli. Lunedì la notizia del primato solitario in classifica, venerdì l'appuntamento successivo non di poco conto con il Crotone, ma di fronte al grande pubblico del Massimino, tornato fortino rossazzurro. La corsa del Catania continua a gran ritmo, 4 giorni di lavoro, la convinzione sempre più evidente di essere un gruppo solido che non deve sottovalutare nessuno, ma nemmeno averne paura. Il Catania di avvisi ai naviganti, cioè alle avversarie dirette, ne ha già dati tanti, ma ovviamente non bisogna fermarsi. Noi bisogna fare la partita importante per venire a capo di questa e sono convinto di allenare questo aspetto mentale, di essere ogni partita importante, perché arrivare a prescindere dall'avversario ai momenti del campionato. Ci sono dei momenti e momenti, questo è un momento del campionato dove devi spingere sull'acceleratore. Le scelte: out Donnarumma a sinistra, a centrocampo potrebbe andare Lunetta, con Quaini che torna in mezzo per la squalifica di Di Tacchio, Allegretto ancora dietro, recuperato Raimo per la panchina. Dobbiamo fare tutti insieme, i 16 che saranno chiamati in causa, una grande prestazione, perché è un momento, è una partita, non dico decisiva, ma è un passaggio importante che, se vuoi dare continuità, rimanere in testa fino alla sosta, perché quello è l'obiettivo che ci siamo posti e vogliamo riuscirci. Catania-Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con i collegamenti dal Massimino a partire dalle 20. A fine gara le interviste in anteprima. Il Siracusa sabato ospiterà il Foggia in un autentico spareggio, mentre i Granata andranno a Salerno questo domenica, ma diciamo sono in questo momento le vicende extra campo a tenere banco. Francesco Triolo. È probabilmente ciò che sta accadendo fuori dal campo a Trapani a preoccupare più della prossima partita in casa della Salernitana. L'eventuale penalizzazione di altri 8 punti e l'inchiesta sui contributi della regione sono 2 macigni con i quali fare i conti in questi giorni. Sul fronte squadra Ronica ha la necessità di recuperare almeno una parte dei 7 indisponibili di domenica scorsa contro il Monopoli. Nelle prossime ore si avrà un quadro più completo dopo l'allenamento, ma l'incrocio di domenica tra Trapani e Salernitana potrebbe presto ritrovare
trovarsi anche sul mercato, perché nella lista di Daniele Faggiano per la finestra di gennaio ci sarebbe anche il capitano dei Granata Giuseppe Carriero. La Salernitana contro il Trapani avrà a disposizione anche Longobardi e il tecnico Peppe Raffaele. Potrebbe anche cambiare modulo schierando proprio l'ex del Rimini. È un bivio importante quello che sabato affronterà invece il Siracusa. Al De Simone arriva il Foggia in quello che è un autentico scontro diretto. I pugliesi con la vittoria contro il Cosenza hanno superato in classifica gli aretusei, che hanno l'opportunità del controsorpasso. C'è fiducia nel gruppo di Marco Turati nonostante l'ultima battuta d'arresto di Caravaggio contro l'Atalanta. Il tecnico lombardo recupera Zanini e Valente ma perde Molina per squalifica. Potrebbe tornare nella lista dei convocati dopo 6 mesi di assenza per infortunio Giuliano Alma. Al De Simone si preannuncia un pubblico consistente con la presenza di un centinaio di tifosi ospiti. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.